e anche dopo che li avevano già dati per persi, i pacchi erano ancora lì a Cardiff. È diventata un'odissea quella di Sebastiano Antonio Rizzo, musicista moglianese che ha spedito i suoi strumenti musicali da Cardiff alla sua abitazione in Italia nel periodo di Natale. Solo che quei pacchi a Mogliano non sono mai arrivati, anzi sono tornati indietro per essere restituiti, ma degli strumenti nessuna notizia. Un pacco non poteva andare in Italia perché doveva essere parte di una spedizione unitaria di 11 pacchi. Gli altri 10 pacchi non potevano essere spediti in Italia perché nel frattempo avevano cambiato il codice. Si sono perse le tracce dunque e dopo un ritrovamento sulla carta sono di nuovo spariti e a tutto questo si aggiunge un groviglio di mail. Sono riuscito a convincere che sì, effettivamente io sono il mittente, sono il destinatario, però non possono più spedire a quell'indirizzo originario perché nessuno ci abita più lì, non ho neanche più contatti che possono ritirarlo in maniera sicura. E ho chiesto di spedire a un altro indirizzo dove mi trovo attualmente. Erano d'accordo, salvo poi dirmi che no, possiamo spedire solo un paio di pacchi perché gli altri li abbiamo persi. Bassi, chitarre e strumenti vari, oltre al materiale di studio universitario per gli esami di farmacia. Sembra tutto perduto, anche se la speranza di ritrovarli rimane viva. Risultano persi, però se guardiamo ai codici e alle varie scansioni, in realtà dicono che sono ancora in una location sicura. Ma Sebastiano non molla e rivuole indietro i suoi strumenti, disposto a dare battaglia fino in fondo. Io spererei soltanto che qualcuno andasse in magazzino, recuperasse gli strumenti, perché non è possibile che un pacco si muova da solo da un giorno all'altro senza che nessuno se ne accorga, e si decidessero a rispedire almeno qui a Cardiff. Intanto questo, poi per rimborsi, cause e tutto il resto ne riparliamo dopo. Intanto mi basta soltanto di avere la mia strumentazione.